passeggiate collettive all'apertura domenicale dei supermercati. Il governatore del Veneto pronto a chiedere al governo maggiori restrizioni sul fronte degli spostamenti. Al via il maxi piano per aumentare il numero dei tamponi da 3.000 a 11.000. Si partirà dai sanitari, il personale di ospedali e case di riposo. Per far fronte all'emergenza sanitaria rinasce l'ospedale di Valdobbiadene nel nostro viaggio tra le stanze. Alcune sono già operative ma il nosocomio sarà disponibile da mercoledì. Morto l'ex procuratore Francesco Saverio Pavone, era positivo al coronavirus, fu il magistrato dell'inchiesta sulla Mala del Brenta a ricordo della zia di Cristina Pavesi, vittima di Maniero. Irregolarità, i sindacati, rifiutatevi di andare al lavoro, intanto i lavoratori dell'Electrolux non trovano l'accordo, se si fermeranno fino a venerdì. Ore 13 suonano le sirene delle volanti e poi l'applauso delle forze dell'ordine davanti all'ospedale per ringraziare medici e infermieri in trincea da settimane. Continuano i controlli delle forze dell'ordine sul tema restrizioni, la polizia locale di Treviso pizzica 5 ragazzi che giocavano a calcetto. Una figlia ammalata di tumore in Australia e un padre a cui l'emergenza coronavirus sta impedendo di assistere la ragazza allo sfogo ai nostri microfoni. Buonasera, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri notiziari, ben ritrovati a tutti voi dopo questa lunga diretta. Ora siamo insieme per vedere quali sono le notizie che riguardano appunto tutto il territorio del Trevigiano, ma in apertura torniamo a darvi i dati dell'ultimo bollettino proprio diramato dall'azienda Zero. Questi sono i dati che sono stati diffusi davvero pochi minuti fa e ci danno il termometro di come i casi stiano continuando ad aumentare, anche se questo aumento è un pochino più flebile rispetto a quello di alcuni giorni fa. Dunque i casi sono 2.541, il bollettino di questa mattina indicava i casi di coronavirus a 2.473, quindi ci sono 227 casi in più. I morti erano 69 e ora sono 76, ci sono 7 nuovi decessi. Vediamo un po' nello specifico, spero riusciate a vedere bene la tabella, chiedo per piacere alla regia di rimandarla in onda. Spero la vediate bene. In ogni caso i nuovi casi sono 19 a Padova, 14 a Treviso, 3 nel Veneziano, 13 a Verona, 5 a Vicenza, 5 a Belluno, 1 a Rovigo. Chi ha domicili fuori dal Veneto, un caso. Ce ne sono 7 che devono attendere ancora l'assegnazione, quindi sono aumentati di 227 unità. E proprio in merito a questo oggi abbiamo sentito il presidente Zaia molto duro, invoca nuove restrizioni, chiederà al governo addirittura di chiudere i supermercati la domenica per impedire in ogni modo la diffusione del virus. Sentiamo. Il tema delle restrizioni funziona fino a un certo punto, non bastano. Non bastano perché sicuramente c'è stato un grande impegno, molti cittadini sono rimasti a casa, però è pur vero che ieri abbiamo avuto molti casi di passeggiate collettive iniziate in solitaria, della serie esco a fare 2 passi, tanto sono da solo, e poi ci siamo ritrovati con tutti i passeggi piuttosto che i parchi o le piste ciclabili piene di gente. Queste le fotografie della domenica in Veneto, immagini di passeggiate collettive che male si conciliano con l'emergenza in corso. Anche per questo i toni usati dal governatore sono volutamente duri. Se i veneti sono convinti che questo è il sistema per fare l'isolamento, si sbagliano. Si sbagliano perché 156 persone in terapia intensiva in questo momento hanno un tubo in bocca. Da qui la richiesta all'esecutivo Conte per un ulteriore giro di vite in tema di spostamenti. Chiederò al governo di inasprire ancora di più. Sto già verificando se si possono fare delle ordinanze. Diciamo che il decreto non ci dà tanto spazio, no? C'è qualche collega che è già stato minacciato di sequestro di persone o altre robe, perché se tu fai ordinanze troppo restrittive qualcuno poi vede lesa la sua libertà. Però in un momento come questo la tua libertà finisce dove inizia la mia. Il principio è chiaro, così come le proposte sul tavolo. Nel mirino non solo le passeggiate ma anche i market nei centri commerciali. Prima vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica, tanto per cominciare. 2, l'altro aspetto fondamentale secondo me va chiarita questa storia delle passeggiate, cioè
la passeggiata non è un delitto, i cittadini li capisco fino in fondo, ma se la passeggiata diventa una marcia involontaria di gruppo, i cittadini devono capire che nonostante la distanza di 1 metro, se si crea un contingente di persone che cammina a tutta distanza di 1 metro, lì c'è un aerosol di virus, basta che uno ce l'abbia, sia un asintomatico positivo, che sta in perfetta forma fisica, che non si ammalerà mai, ma che mi contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso di campagna. Sempre sul fronte dei controlli sono state avviate le verifiche degli Spisal del Veneto, che dovranno vigilare sulla corretta applicazione del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro raggiunto tra governo e parti sociali. Hanno iniziato dalle grandi aziende e comunico alle imprese che non è volontà di persecuzione, ma lo faranno tutti i giorni, partendo dalle grandi e poi andando a random anche sulle piccole aziende. E sempre il governatore Zaia ha anche annunciato questa massiccia campagna di tamponi a campione, che dunque passeranno dai 3.000 al giorno a 11.000, sono tantissimi. La capacità attuale di oggi è di 3.210 tamponi al giorno, più o meno, 3.200-3.300. Noi pensiamo adesso con il nuovo progetto che vogliamo fare che le microbiologie del Veneto ne facciano almeno 11.000 al giorno. Cioè moltiplichiamo di molto. L'obiettivo è ambizioso ma irrinunciabile, quello di quadruplicare i tamponi sulla popolazione dandosi precise priorità. Alle microbiologie del Veneto, ai direttori generali che sentiamo tutti i giorni in videoconferenza, li vediamo con l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacci, abbiamo già detto già da ieri di predisporre i tamponi con priorità partendo dal personale, quindi personale sanitario a tappeto, case di riposo a tappeto, medici di base a tappeto e dopodiché nella priorità tutti quelli che hanno sintomi. Ai nuovi tamponi si aggiungono quelli portati avanti dal dottor Crisanti dell'Università di Padova in via sperimentale circa 10.000, ma la regola per il governatore è una sola. Più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. La partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente ce ne strafreghiamo. Inevitabile guardare a quanto succede in Gran Bretagna, dove si sta portando avanti il principio contrario. Anche qui, Zaia è chiaro, il modello da seguire è Vo, dove i casi non crescono, non certo Londra. Quello di Johnson, che io non condivido, ma è un modello scientifico, che è quello dell'immunità di gregge. Uno dice muoiono tutti quelli che devono morire e dopodiché avremo tutti Sì, però noi a queste stragi qua non vogliamo partecipare eticamente e moralmente, per cui qui da me in Veneto un cittadino mi ha chiesto lei dovrebbe fare come Johnson. Io dico si trasferisca alla residenza perché è nel posto sbagliato. E non manca nemmeno un riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La razione K per affrontare questa emergenza era rappresentata da respiratori, mascherine e ossigeno. Quindi capite... Io capisco che tutti parlano dell'OMS, io il signor OMS non l'ho mai visto qua in trincea. Allora leggiamo bene tutte le carte del signor OMS, siamo rispettosi delle istituzioni, ma dalle nostre parti si dice che scarpe grosse e cervello fino. Noi andiamo avanti con i tamponi cercando di dar modo ai cittadini per quanto possibile di metterli in sicurezza. Sul fronte della sanificazione la Regione ha consigliato ai comuni di spargere acqua più varichina al 5% nelle strade. La stessa Coldiretti ha dato la propria disponibilità per l'uso di trattori. Intanto si stanno allestendo gli ospedali di supporto previsti dal piano regionale straordinario. La tempistica è serrata. Noi siamo a buon punto, abbiamo 236 squadre operative sul campo, non solo negli ospedali, negli ex ospedali, ma anche a supporto degli ospedali operativi, come supporto per il pre-triage, per il montaggio tende. Questi ospedali possono essere operativi già da venerdì. Altro nodo riguarda le case di riposo, sempre più sotto stress. Anche in questo caso, come per gli ospedali, è partito l'appello al personale in pensione e al volontariato. Abbiamo chiesto anche al volontariato di capire che disponibilità, se si dovessero verificare situazioni in cui non riescono più a garantire il servizio perché c'è troppo personale positivo. Il Presidente aveva parlato di piano Marshall per la sanità. Guardate che cosa nel Trevigiano sta accadendo anche grazie all'aiuto dei volontari. Un ospedale che ormai era diventato un magazzino sta per essere riaperto ed è il Guicciardini di Valdobbiadene.
Sabato mattina 120 persone, ieri domenica 103, oggi un'ottantina. Sono i numeri dei volontari che stanno riaprendo lo storico ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Un'operazione preventiva per rispondere all'eventuale richiesta di ulteriori posti letto in terapia intensiva per coronavirus negli altri ospedali della Marca. Quanti posti verranno fuori? 170 posti letto. E quindi noi abbiamo cercato di riempire le stanze di degenza che avevamo una volta, lasciando fuori delle stanze, quelle un po' o per il personale o per altre emergenze dove avevamo i blocchi operatori e quant'altro, che però nell'emergenza riusciremo a mettere altri posti letto anche lì. Si può arrivare fino a 200 posti letto. Rita è forse il simbolo dei sanitari che hanno lavorato tra questi reparti. È entrata nell'83, è lei che l'ha chiuso oltre 20 anni fa. All'epoca ho pianto per mettere le catene. Adesso ho pianto per vedere riaperte queste stanze. Letti, sedie, armadi, tutto viene riattivato da questo esercito di volontari arrivati un po' da tutta la Marca. Da dove viene? Vedelago. Perché è venuto qua? Per dare una mano, come sempre, comunque. Protezione civile è anche questo. No, lei da dove viene? Da Mosnego, Moriago. Comunque. Da Moriago, sì. Ma perché è venuto qua invece di starsene a casa tranquillo? Perché da diversi anni faccio parte della protezione civile, quindi quando c'è bisogno bisogna... Lei è qua da oggi, da ieri? Da sabato. Da sabato, sì. Quando è entrato cosa ha provato? C'era tutto da pulire, da portare via, però eravamo in tanti, hanno lavorato tutti veramente eccezionali e quindi in poco tempo abbiamo liberato tutto e anche pulito tutto. Ma quello che inorgoglisce è la vera e propria corsa a far parte di queste squadre. Di solito per fare questo lavoro pensavo un'ottantina di persone, eravamo 120, però io avevo lasciato a casa altre 30 persone, perché erano troppe persone, non riesci a controllarle tutte quante. L'ospedale, se non ci saranno imprevisti per riattivare alcuni servizi, come ad esempio la distribuzione dell'ossigeno, potrebbe essere operativo già da mercoledì, un risultato che inorgoglisce il sindaco di Valdobbiadene. Noi siamo sempre stati molto vicini all'ospedale Guicciardini negli anni, con donazioni da parte dei cittadini, con grande attaccamento, e aver potuto dimostrare di essere pronti nel momento del bisogno, speriamo non ce ne sia, però insomma ritrovarsi pronti quando serve, questo dà senso di orgoglio, perché Valdobbiadene vuole continuare a essere disponibile a chi ne ha bisogno. Una struttura che tutti sperano rimanga solo di riserva, come segno di un contagio in flessione. Altra speranza, quella che in futuro il Guicciardini non torni ad essere un magazzino abbandonato. Con la sanità abbiamo già previsto di fare dei nuovi scenari di protezione civile, finiamo questa emergenza e poi terremo a riserva tutte queste cose. Adesso parliamo del nuovo decreto, il decreto Cura Italia, dallo stop alle tasse ai vari voucher, i premi per chi continua a lavorare. Sono state tante le misure emanate dal governo. Abbiamo chiesto a due rappresentanti delle categorie economiche del territorio di dire che cosa ne pensano. Sentite. Nel principio va bene, mi auguro che il periodo non sia così lungo da prevedere ulteriori interventi, però l'elemento che mi preoccupa in più è l'effettiva possibilità del sistema bancario a erogare liquidità alle imprese. Va bene la questione delle garanzie del medio credito, va bene la moratoria dei mutui, dei finanziamenti, però bisogna che le banche siano messe in grado di dare con meriti diversi di quelli attuali il credito, altrimenti rimane tutto bloccato nelle buone intenzioni. Sicuramente ci saranno delle osservazioni da fare, perché mi viene in mente la cassa integrazione in deroga, per dire, no? Che le imprese sotto i 5 dipendenti possono adesso mettere in campo, è aziendale, non è dedicata solo ai dipendenti, nel senso che quando io la apro consumo i giorni di cassa integrazione, ma li consumo per tutto. Invece potrebbe essere modulare, cioè se ho bisogno di 2 dipendenti in un reparto che mi lavorino, è bene che questi lavorino per evitare di fermare la produzione, perché l'importante è non fermare la produzione, mettendo ovviamente in sicurezza quando è possibile il personale.
È morto l'ex procuratore Francesco Saverio Pavone, era stato magistrato ai tempi dell'inchiesta contro la malla del Brenta. Vi abbiamo raccontato che cosa è accaduto. In ANSA ci sono molti commenti di illustre personalità e politici del territorio che esprimono la loro vicinanza alla famiglia e ricordano chi era Francesco Saverio Pavone. Noi abbiamo invece sentito la zia di una delle vittime, la zia di Cristina Pavesi, l'abbiamo sentita al telefono, allora sentite la sua testimonianza adesso in voce. Per me è veramente sconvolgente, è come se mancasse proprio una parte di me. Io ero legatissima al giudice Pavone. Ero estremamente legata perché, a parte la sua professionalità, era veramente una persona di cuore, una persona che era molto vicina e che mi è stata molto vicina. Lui per primo è riuscito a capire che quello che sembrava una banda così di ragazzotti era invece un'organizzazione precisa ed era un'organizzazione di tipo mafioso. Com'era l'uomo Pavone, signora? Era una persona sensibile, estremamente spiritosa e quello che mi sconvolgeva una cosa di lui era che aveva una memoria formidabile. Mancherà tanto, mancherà tantissimo a me. Così la zia di Cristina Pavesi al telefono, davvero pochi minuti fa, quando è stata resa nota la notizia della morte dell'ex procuratore. Torniamo nel Trevigiano, cimiteri chiusi, controlli intensificati, ascoltiamo la voce del sindaco di Treviso. Pensate che ci sono stati anche 5 denunciati, sono stati sorpresi mentre in barba a tutti i divieti stavano giocando a calcetto. Nelle prossime ore verranno chiusi i cimiteri, per esempio, perché abbiamo visto che nonostante gli inviti fatti, soprattutto le persone anziane, ancora non hanno capito l'importanza di rimanere in casa. Cimiteri chiusi, l'ordinanza è stata firmata da poche ore. Inevitabile, visto il comportamento a rischio di alcune persone. Passano le ore e i contagiati aumentano, ma in molti continuano ad andare a passeggio senza motivo e contro ogni buonsenso. Vinciamo questa guerra se i nostri concittadini adottano comportamenti responsabili, messaggio che alcuni non comprendono. Ora per il sindaco Mario Conte è il momento di passare alla linea dura, intensificando i controlli e applicando tolleranza zero. E quindi incrementeremo i controlli e soprattutto continueremo a sensibilizzare quelle persone che oggi vanno 3 volte al giorno al supermercato per fare la spesa, una volta per la colazione, una volta per il pranzo, una volta per la cena. Non è così che funziona. Un componente per ogni nucleo familiare, una volta alla settimana, deve andare al supermercato a fare la spesa per tutta la famiglia e poi bisogna stare chiusi in casa. Il primo cittadino se la prende anche con gli sportivi che non sono disposti a fermarsi per pochi giorni. Non ho mai visto tanta gente appassionata di sport o i cani fare tutte queste passeggiate. Ripeto, non dovete uscire per noia. Capisco che sia difficile, ma oggi vi chiediamo con grande forza, con grande determinazione di rimanere in casa, di sacrificare tutti qualcosa, anche se è la corsa che oggi nel decreto è invece consentita. Cioè è una questione di coscienza civica. Il Comune si sta attivando su più fronti per aiutare chi ha bisogno. Nel sito www.comune.treviso.it si potranno trovare anche i numeri per l'assistenza psicologica e domiciliare. Abolite inoltre le ZTL in centro storico. Per agevolare la consegna a domicilio della spesa piuttosto che la consegna dei farmaci alle persone anziane che vivono magari proprio all'interno di quelle zone. Nel frattempo gli agenti della polizia continuano la loro azione. Procedono i controlli nei supermercati senza riscontrare situazioni fuori norma e le denunce. Ad oggi salgono a 15 le persone deferite all'autorità giudiziaria, come i 5 adulti di circa 30 anni che sono stati sorpresi ieri pomeriggio a giocare a calcio presso gli impianti sportivi in zona San Bartolomeo. Abbiamo sanzionato 5 persone perché stavano addirittura giocando a calcetto, sono stati denunciati ai sensi del 650. I controlli della polizia continueranno anche nei prossimi giorni, sia da parte delle pattuglie in uniforme che attraverso servizi in borghese.
Adesso con le immagini entriamo a scuola, le scuole sono vuote ma ci sono ancora dei collaboratori che stanno lavorando al loro interno. Questa è la denuncia che arriva dal sindacato CGIL di Treviso da parte di Marco Moretti, che ha sottolineato come tale fenomeno sia rilevante specialmente negli istituti comprensivi nei quali rientrano spesso anche più di 10 scuole, non di rado anche di comuni diversi. Per l'esponente sindacale appare necessario tenere operative solo le sedi in cui siano ospitate segreteria e presidenza per la gestione di operazioni inderogabili come scadenze fiscali e scrutini, così come avviene in occasione degli scioperi, ma non un collaboratore per ogni plesso scolastico. E ancora i sindacati a cui molti lavoratori in privato, in maniera anonima ovviamente, stanno denunciando delle irregolarità nei luoghi di lavoro, nei supermercati ma anche all'interno delle aziende. Sentite che cosa ci raccontano. Lavoratori costretti ancora fianco a fianco oppure sprovvisti di mascherina, luoghi di lavoro in cui è stato riscontrato un caso di Covid-19 in cui l'attività però non viene sospesa e i dipendenti non sono messi in quarantena. Sono ancora tante le irregolarità che vengono denunciate dai lavoratori attraverso qualsiasi tipo di canale, anche la nostra redazione, ma chi denuncia ha anche paura di perdere il posto di lavoro. Noi diciamo che il dipendente si deve rifiutare di lavorare perché il contagio è una cosa seria e stiamo trasmettendo anche delle modalità ai nostri delegati nelle aziende per intervenire in questo caso. Qualora non sia possibile come dire, l'intervento del sindacato, venga subito denunciata la cosa, noi facciamo presente alle autorità competenti e in ogni caso il lavoratore si fermi e in qualche maniera sarà comunque coperto. A Susegana oggi non c'è stato l'accordo tra azienda e RSU. I lavoratori hanno annunciato lo sciopero generale da oggi fino a venerdì. Motivo, si legge nel comunicato, che continuano a mancare i presupposti per lavorare in sicurezza. E molte sono anche le denunce che arrivano dai clienti dei supermercati, dove moltissimi cassieri lavorano senza mascherina. Siamo intervenuti e stiamo intervenendo in queste ore per far rispettare il decreto e per far rispettare il protocollo tra la Confindustria e le organizzazioni datoriali, tra cui le associazioni di rappresentanza del mondo del commercio e le organizzazioni sindacali. A questo proposito il sindacato lancia una proposta che veicolerà anche ai tavoli di lavoro con il governo. Crediamo che la domenica gli esercizi commerciali tutti debbano essere chiusi. Questo perché nell'ottica del massimo rispetto del decreto e dello stare a casa, andare al centro commerciale o andare al supermercato non può diventare un'occasione per uscire. Ed è esattamente la stessa proposta che questa mattina ha lanciato il presidente Luca Zaia nel corso della conferenza stampa speciale presso la sede della Protezione Civile. Adesso con le immagini invece andiamo all'ospedale di Treviso, dove le forze dell'ordine insieme alla Protezione Civile hanno messo in scena un bellissimo flash mob alle 13. All'1 in punto le sirene iniziano a suonare e dopo pochi secondi l'applauso. Un grazie corale aperto spontaneo nato dall'iniziativa della Polizia Locale di Treviso. Le volanti si sono radunate tutte oggi all'ora di pranzo insieme ai colleghi della Polizia di Stato, Protezione Civile, davanti all'ospedale, con loro anche il sindaco Mario Conte, per far arrivare dal calore attraverso quelle finestre che separano ormai da settimane chi lavora in trincea, medici e malati, e chi è operativo sul territorio per garantire che la popolazione stia rispettando il decreto anticontagio. Un grazie che si unisce a quello di tutti gli italiani che in questi giorni si sono dati appuntamento sui balconi con applausi, canti, musica. Riuniti in un'unica grande catena di messaggi virtuali, si sono incontrati per far sentire la loro vicinanza a medici e infermieri. E così anche le nostre forze dell'ordine hanno lanciato il loro segnale. Grazie per essere lì instancabilmente a curare i nostri ammalati. Adesso la storia di un papà trevigiano che ci ha contattato, non può raggiungere la figlia che è malata di tumore in Australia a causa appunto dell'emergenza coronavirus e sono ore di angoscia per lui e la sua famiglia. Lei è un uomo trevigiano che vorrebbe raggiungere sua figlia in Australia, perché cosa sta succedendo?
sta succedendo che purtroppo a mia figlia è stato diagnosticato in gennaio un tumore e chiaramente io e sua madre vorremmo raggiungerla perché è da sola, c'ha il fidanzato lì vicino che è già tanto e grazie a Dio ce l'ha, però naturalmente in questi casi i genitori vorrebbero stare vicini alla figlia e non è possibile perché noi da qua non possiamo partire e anche eventualmente ci fosse data la possibilità di andare, abbiamo già sentito l'ambasciata australiana che gli italiani che arrivano in Australia non possono entrare, o bene che vada, devono subire la quarantena, per cui comunque non potremo stare vicini a nostra figlia. Ed è una cosa terribile perché io ho sentito il papà prima che parlava, un altro papà che parlava del fatto che la figlia non riesce a rientrare dalla Spagna e gli sono vicino. Magari io l'avessi in Spagna, ci andrei anche a piedi, forzerei anche i blocchi se necessario, ma in Australia a nuoto non ci posso andare. Ecco, questa era la mia testimonianza. Ecco, con sua figlia si sta sentendo, ci stiamo sentendo, grazie a Dio. Come state mantenendo i rapporti? I rapporti li stiamo tenendo via WhatsApp, via Skype, con i video, tutto quanto, le stiamo cercando di dare forza, anche perché fortunatamente è una ragazza molto forte. Però è difficile, è molto difficile sopportare questa cosa qui. E niente, è una prova che sicuramente a me personalmente e anche a mia moglie sono sicuro ci cambierà la vita, spero in meglio, nel ritrovare magari quelle cose, quei valori che prima magari non ci pensi, perché non ci pensi finché non succede. E magari anche se succede dice, speriamo di no, prendo l'aereo e vado, ma non posso muovermi. Lei in questo momento cosa si sentirebbe di dire, che appello si sente di lanciare anche alle istituzioni? Immagino che lei voglia riabbracciare sua figlia. Sì, io voglio riabbracciare mia figlia il più presto possibile, speriamo solo che passi tutto, perché alle istituzioni loro magari certo potrebbero anche starmi vicino, dirmi ok, faremo di tutto perché tu possa andare, ma c'è l'altra parte, l'Australia, che ha messo il muro. E quindi niente, aspettiamo. E per un padre che non può partire, adesso la storia di un bellunese residente a San Fior che non può tornare. Ascoltate. La situazione diciamo che si sta mettendo un po' drammatica adesso. Sinceramente hanno bloccato tutta una parte di situazioni di lavoro, in questo caso nel mio campo, quindi ferroviario. Questa mattina hanno chiuso tutto, quindi siamo fermi, bloccati, siamo in 5 italiani bloccati in un albergo, abbiamo la possibilità per fortuna di farci da mangiare, abbiamo gli accessi ai supermercati, però la cosa si sta mettendo grave, perché si vede che la gente ha tanta paura e quindi la situazione non è, secondo il mio punto di vista, si va a mettere un po' peggio rispetto all'Italia. Questa è la mia opinione. È un problema culturale. È stato sottovalutato in queste ultime settimane l'allarme che arrivava anche dall'Italia. Sì, diciamo che secondo me è un fattore culturale, nel senso che gli spagnoli sono molto più liberali di noi, piace uscire, piace bersi la famosa cervecita. Ritornare a casa è quasi impossibile, sono stati bloccati tutti gli aeroporti e quindi le cose è molto complicata. Comunque l'unica maniera per poter parlare con la famiglia è videochiamate e telefono, niente di più. Per fortuna, come ripeto, siamo vicini ad alcuni supermercati dove possiamo perlomeno alimentarci. Tra le varie emergenze denunciate in questa fase c'è anche quello della mancanza di sangue. Donate, donate, donate. Andiamo a sentire la Presidente dell'Avis. Donatori, non abbiate paura, andate a donare. L'appello è urgente, la necessità di sangue non si ferma mai, soprattutto in un momento come questo. L'emergenza coronavirus rischia di provocare un calo delle scorte di sangue dovuto alla paura dei cittadini di uscire di casa per recarsi nei centri trasfusionali. Non sono direttamente i malati di coronavirus e le loro terapie in genere a erodere le scorte di sacche, è che nelle scorse settimane è precipitato il numero di donatori per il progressivo estendersi delle limitazioni alla mobilità che in realtà non hanno mai riguardato e non riguardano i donatori.
Sì, serve sangue, ne serve sempre, in questo momento magari anche di più, perché magari la paura del coronavirus ci fa un po' rallentare queste donazioni, perciò dobbiamo comunque promuoverlo, anche perché dobbiamo assolutamente dirlo che non si trasmette assolutamente con il sangue il coronavirus. Se il donatore è in buona salute è libero di muoversi, anche alla luce della circolare del Ministero della Salute che ha inserito la donazione di sangue tra le situazioni di necessità per le quali è possibile uscire di casa. L'autocertificazione la potete trovare anche sul sito e anche su Facebook di Avis Provinciale. Un'altra iniziativa di solidarietà, salviamo il nostro paese, è lo slogan dei Centro Marca Banca, che in questi giorni per affrontare l'emergenza vissuta dal sistema sanitario regionale ha donato 50.000 euro per acquistare 2 apparecchiature di ventilazione polmonare per gli ospedali di Venezia e di Treviso, oltre alla raccolta fondi avviata dalla banca stessa. Adesso le notizie che arrivano da Belluno. La garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema cruciale per quanto riguarda l'emergenza. Attenzione alle situazioni più marginali, ce lo dice la CGIL. Crediamo che le situazioni qualche volta anche per non comprensione delle norme e delle regole siano un po' più delicati su altri settori, quelli magari un po' più marginali o in posti dove magari il contatto fra cittadini e lavoratori continua a avere un elemento di promiscuità purtroppo molto ancora forte. Nelle aziende più strutturate la questione della sicurezza del luogo di lavoro è già stata affrontata, lo dimostrano le chiusure dei grandi stabilimenti bellunesi per il completamento dell'opera di sanificazione degli ambienti. Il problema, spiega il segretario provinciale della CGIL di Belluno, è rappresentato dai comparti dove è maggiore la promiscuità, come supermercati e piccole imprese. Il tema sono le aziende dove non c'è un contatto sindacale, dove non c'è comunque una prassi sindacale. Su questo punto ci arrivano tante telefonate che dicono ma io non mi sento sicuro, la mia azienda non attua questo, non ha quel tipo di disposizioni eccetera eccetera. In questi momenti stiamo predisponendo una sorta di contatto tra noi come sigle sindacali e i lavoratori. Chiunque voglia segnalare situazioni anomale può farlo rivolgendosi al sindacato. Vedremo noi come contattare sia gli Spisal, su questo pongo solo un problema, sono pochi e lo diciamo a tanti anni che dentro gli Spisal sono pochi gli operatori, e dall'altro punto di vista vediamo anche di contattare ovviamente le associazioni di categoria se le situazioni dovessero emergere in maniera molto forte, come purtroppo credo succederà. Senza garanzia di sicurezza non si può lavorare ed è per questo che stamattina in un paio di aziende bellunesi le maestranze hanno deciso di scioperare. Dalla CGIL arriva il ringraziamento al personale sanitario che sta lavorando sotto pressione. Si dovrebbero migliorare un po' le prassi e le gestioni di queste situazioni proprio per evitare che i lavoratori, in primis i lavoratori, vengano contagiati o subiscano una insicurezza che purtroppo è molto forte. Insomma. Gli irriducibili dell'uscita senza un motivo valido non hanno vita facile. A Belluno continuano i controlli delle forze dell'ordine. Nel weekend, pensate, sono state denunciate 43 persone. È lunedì ma sembra una giornata festiva in stazione a Belluno, piazzale praticamente deserto ma presidiato dal personale della Polfer che intercetta i passanti, chiede documenti e autocertificazione. Inutile dire che gli irriducibili della passeggiata ad ogni costo non hanno vita facile e più di qualcuno lo scorso weekend lo ha appreso bene. I controlli eseguiti dalle forze di polizia hanno portato alla denuncia di 43 persone che non hanno rispettato le disposizioni previste per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Dibattutissimo è stato in provincia ultimamente il tema delle seconde case. L'assessore regionale Giampaolo Bottacini ha chiesto che il governo modifichi il decreto e consenta il rientro nel proprio domicilio, residenza o abitazione solo se il proprietario ha in quell'indirizzo il medico di base. Questo nell'interesse di chi è andato nella sua seconda casa prima del 9 marzo senza rendersi conto che in caso di necessità non avrebbe neanche l'assistenza di base. Chi esce per motivi di necessità si reca al supermercato a fare la spesa. All'interno dei supermercati si lavora senza soluzione di continuità, il flusso della gente certamente si è ridotto in queste giornate ma comunque è costante. L'opinione dei cittadini bellunesi è che queste disposizioni sono particolarmente gravose soprattutto per le persone anziane e c'è chi fra loro ha paura. La spesa, signora, è complicata questa situazione?
Abbastanza, sì, specie per le persone anziane. Lei quante volte viene a fare la spesa? Beh, una volta alla settimana. Quello che posso me lo faccio portare a casa, però non tutto posso non portarlo a casa. Ha paura? Un pochino sì. Per evitare inutili viavai dei cittadini negli ospedali bellunesi, l'ULSS Dolomiti ha comunicato l'invio a domicilio dei referti di laboratorio e degli esami strumentali non accessibili online. Vi abbiamo invitato ad inviarci disegni, foto e video del vostro Andrà tutto bene, ne abbiamo ricevuto moltissimi, allora ve ne proponiamo alcuni. State a casa, andrà tutto bene. Abbiamo bisogno anche di questo, abbiamo bisogno di un po' di colore in queste giornate così difficili. Allora vi ricordo che noi andremo avanti con l'edizione straordinaria fino alle 21:15 e poi alle 21:15 in onda questa sera c'è Ring condotto da Ferdinando Avarino, in studio, ospite Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, e poi ci saranno i consueti collegamenti via Skype con il professor Andrea Crisanti, virologo, Mario Conte, sindaco di Treviso, Antonio Zuliani, psicologo. Al telefono ci sarà anche l'intervento dell'avvocato Michele Briamonte, managing partner studio Grande Stevens. È tutto per questa edizione del notiziario trevigiano, vi lascio le previsioni del tempo e poi ancora con l'edizione straordinaria. A dopo. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Alta pressione in continuo rinforzo, in settimana con tempo stabile e clima primaverile. Il dettaglio di martedì 17 marzo. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori. Vedete, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nelle ore più fredde sarà possibile solamente la formazione di foschie o locali nebbie in pianura, specie sulle zone più meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 17 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente e con poche nubi sparse un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 16 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole dappertutto, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi invece sui 17-18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.